ed è paradossale il fatto che continuano a uscire fuori appunto queste pubblicazioni, in questo caso sono scritte di interventi appunto di Dino Grammatico, perché per l'attività e per la presenza appunto che lui svolse in vita è sterminata, diciamo, una raccolta che se ne può fare e che certamente non si conclude con questa pubblicazione, che però assume anch'essa una sua rilevanza per certi aspetti, perché io ho voluto inserire alcuni, diciamo, riferimenti più, diciamo, simbolici, nel senso che danno l'idea anche di un pensiero culturale e politico particolare, a partire ad esempio dall'autonomismo unitario. Bene diceva Andrea prima, non era affatto scontato, anche perché l'area in cui si muoveva Dino Grammatico dal punto di vista partitico al tempo, sul piano nazionale, era contraria alla nascita delle regioni, che poi avvenne nel 1970, però qui lui, attraverso lui, il gruppo parlamentare, quindi tutto quel mondo, riuscì in qualche maniera a portare avanti appunto questo aspetto di questa autonomia, un'autonomia così forte, quella appunto regionale, però in un contesto unitario che era appunto quella della nazione italiana nel suo complesso. Del resto Dino Grammatico già in età giovanile si era contraddistinto per un'esperienza molto forte che lo portò dinanzi al tribunale alleato militare, proprio per aver difeso l'italianità dell'isola dinanzi a quella che quel gruppo di giovani pensava fosse un'invasione appunto e non una liberazione. Del resto le liberazioni non si fanno con i bombardamenti che hanno devastato un po' tutta l'isola. E quindi c'è un ragionamento molto complesso che lui riuscì però a portare avanti sul piano politico e che prende il nome appunto di autonomismo unitario. E da lì si sviluppa tutta quell'esperienza parlamentare che poi porterà, come diceva prima Andrea, all'esperienza addirittura di governo. Per la prima volta a certi livelli la destra politica del tempo acquisisce un ruolo di governo, ed è appunto con il governo Milazzo e con un assessorato che è un assessorato di peso, che è quello dell'agricoltura, perché al tempo l'agricoltura era l'industria primaria della Sicilia. E da lì si innesca, a cui io sono particolarmente legato, l'esperienza appunto dell'inchiesta Merla, a cui faceva riferimento anche Umberto all'inizio, cioè la prima operazione antimafia nella Sicilia autonoma voluta dalla politica e non dalla magistratura. E questa credo rimane una delle pagine più belle, che peraltro lui portò fino alla fine della sua esperienza appunto di vita terrena, ed è proprio quella dell'approccio culturalmente di contrasto alla mafia. Lui riteneva che il cancro mafioso, e aveva ragione a ritenerlo e a dirlo, bloccava lo sviluppo della nostra isola, comunque insomma nei territori dove questo tipo di criminalità attecchisce. Ovviamente in Sicilia il riferimento era a Cosa Nostra, alla mafia. E lui da uomo di governo riuscì in tempi veramente non sospetti. Figuratevi che poi ricorda Falcone nel suo libro Cose di Cosa Nostra, che in quegli anni gli omicidi per mafia venivano derubricati da parte delle procure molto spesso come regolamenti diciamo di conti sul piano privato, mentre in realtà, come poi si è saputo, insomma c'era invece una mano criminale organizzata appunto che commetteva questi reati. E quindi addirittura la Commissione Nazionale Antimafia del 1963, mentre appunto l'operazione Merla nel 1959, quindi precede addirittura la costituzione di quella che ancora tutt'oggi esiste, appunto, che è un ente istituzionale. E poi, e quindi ho voluto mettere in evidenza questo suo ruolo attraverso l'attività parlamentare nella regione siciliana, quindi scavando e volendo capire perché non funzionasse questo strumento così importante che sul piano teorico ha grandissime potenzialità. E quindi c'è anche un capitolo dedicato appunto al fondo di solidarietà che lo Stato avrebbe dovuto o dovrebbe ogni anno riconoscere alla Sicilia per in qualche maniera riportarla sul piano del PIL alle regioni, alla media delle regioni italiane. E poi un altro capitolo che è stato inserito, ma vedete l'attualità del pensiero, quando uno guarda veramente lontano poi il pensiero rimane sempre attuale, ed è appunto la crisi delle grandi coalizioni partitiche, ed è un po' quello che stiamo vivendo in questi giorni attraverso queste consultazioni, prima fatte dal Presidente della Repubblica, proprio in questi minuti dal Presidente incaricato, dove questi grossi diciamo coalizioni poi si vanno spaccando tra di loro a seconda delle circostanze, degli interessi più o meno diciamo diretti che possono avere i vari partiti, e che non portano avanti invece delle logiche di coalizione
consolidate da valori che li dovrebbero unire, perché poi la politica e la pratica porta appunto a questa disgregazione e quindi di conseguenza anche un'attività di governo abbastanza flebile. Ebbene, Grammatico, in tempi non sospetti, in un contesto ovviamente diverso, temporale, analizzò anche questo aspetto. E poi alla fine del volume è stata inserita un'intervista fatta da me a Grammatico, che già in passato avevamo, a dire il vero, pubblicato, dove dal titolo era Un politico illuminato, ma siccome sono finite le copie, molta gente aveva necessità anche di rileggere le sue parole, c'è appunto questa intervista fatta proprio 2 mesi prima della sua dipartita attraverso una TV locale, dove lui affronta proprio tutta l'esperienza sul piano personale, politico, di governo, il legame con la città di Custonaci, dove è stato sindaco per 15 anni, e il suo sogno della Riviera dei Marmi, cioè legò lo sviluppo del territorio attraverso la cultura, quindi attraverso un premio importante negli anni 60, che metteva l'attenzione su un'attività, diciamo, industriale, che era quella appunto dell'estrattiva dei marmi, e allora veramente si lanciò questa realtà a livello mondiale. Ancora tuttora la città di Custonaci vive su questo grosso patrimonio e che però decollò proprio in quegli anni, in quei frangenti, attraverso quella sindacatura straordinaria. E poi ovviamente c'è il riferimento anche alla figura, è stato già detto, di poeta, appunto di Tino Tece, dove come lui si amava firmare. Ecco perché abbiamo voluto mettere questo titolo a questo volume, Futura Memoria, perché ritengo che quando ci sono delle considerazioni talmente valide, talmente importanti, anche se poi per ovvi motivi tutti a un certo punto devono, diciamo, terminare la vita appunto terrena, però il pensiero, ed è quello che poi sostanzialmente la cultura, la filosofia in qualche maniera tramanda, è proprio quello che deve proseguire in questo caso le idee sulle gambe degli altri. Lo facciamo noi come Centro Studi Dinogrammatico, lo abbiamo voluto fare l'ISPE attraverso la pubblicazione di questo volume, l'ho fatto Tommaso attraverso la sua esperienza quotidiana, perché si riconosce sempre in qualche maniera amico fraterno di Dinogrammatico, e tanti altri persone che rileggendo questi volumi approfondiscono o a volte addirittura conoscono per la prima volta appunto questa figura così importante. E allora noi proseguiremo nei prossimi anni portando avanti le sue idee, che proprio perché sono talmente valide, a nostro avviso hanno una memoria anche nell'attualità, le vicende che ci portano a tentare, ed è il sogno di Grammatico, lo sviluppo di questa terra, lo sviluppo di una terra straordinaria che è appunto la Sicilia, attraverso una chiave culturale. È il testimone che ci ha lasciato ed è il testimone che noi ci sentiamo in dovere di portare avanti, e non vi nascondo che ancora oggi troviamo grande attenzione e grande disponibilità da parte di tantissimi amici che in qualche maniera attraverso questa logica si avvicinano alle nostre iniziative e attraverso il loro contributo tentano di cambiare una volta e per sempre i destini appunto della nostra isola.